Diamo il bentornato all'avvocata Gabriella Barcariollo, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. A casa tutto a posto? Tutto a posto. Bene, molto bene. Oggi cominciamo un argomento particolarmente interessante, particolarmente anche delicato oggettivamente, delicato, sì. che è quello delle adozioni. Avremo un focus su Taranto, cercheremo di capire il fenomeno a Taranto, quanto è grande, se cresce o meno negli anni, ma soprattutto poi magari piano piano cominceremo a parlare anche delle procedure, delle caratteristiche delle famiglie, di chi deve accogliere insomma una vita all'interno di questa non solo di una casa, ma proprio anche di un luogo principalmente emotivo. Allora, da dove cominciamo, Gabri? Incominciamo con una legge che è del 1983 e già dice tanto. Siamo sempre al passo coi tempi. Siamo sempre al passo e questo è il primo dato, un dato fondamentale, perché parliamo di una legge che è ormai obsoleta, una legge che porta ad un calo negli ultimi anni a livello nazionale, parlo delle adozioni. Parliamo innanzitutto di quante sono le adozioni, nel senso di che tipi di adozioni ci sono. Abbiamo l'adozione internazionale, abbiamo l'adozione nazionale con presupposti completamente diversi l'una con l'altra e con trafile completamente diverse, e poi abbiamo l'adozione in casi particolari, di cui parleremo molto in seguito, anche perché viene adattata un po' a tutti, è l'unica che viene adattata a tutti i tipi di famiglia. Il calo c'è stato, parliamo di partendo dal 2001 negli stranieri partivamo, io parlo di Taranto, questi sono dati relativi a Taranto. Nel 2001 parlavamo di 32 adozioni straniere nell'anno, siamo arrivati nel 2024 a Taranto con di stranieri 10, nel 2025 però ne sono già, considerando che ancora non è concluso l'anno giudiziario, ne sono 21, questi parliamo di stranieri. Per quanto riguarda quelli italiani, nel 2001 partiamo con 11, arriviamo ora addirittura a 3. Da 11 a 3? Sì, arriviamo a 3 e siamo a ottobre. Mentre per quanto riguarda quelli per casi particolari, in quel caso siamo appena a 5 adozioni. Quindi c'è un accesso inferiore da parte delle famiglie. Ecco. La farraginosità del sistema non aiuta. Ma questo vale solo per gli stranieri o vale? No, per tutto. Per tutto. Okay. Né in quelle straniere diciamo che uno si affida a queste associazioni che curano ovviamente le famiglie di persone che intendono adottare all'estero. La famiglia deposita una istanza di disponibilità all'adozione, dopodiché viene fatto un percorso di indagini ovviamente sulla famiglia, perché ricordiamoci che non c'è il diritto della famiglia ad adottare, parliamo del diritto del minore ad avere una famiglia, quindi la famiglia deve essere idonea ad educare, sostenere, mantenere, istruire. Posso dirti una vulgata? Sì. Che è quella, diciamo, che passa a volte, cioè a volte quando ho parlato con amici e amiche, no, che hanno cominciato a vivere questo percorso, una delle cose che loro mi dicevano a proposito della farraginosità, io dicevo vabbè dai ragazzi, però come dire, è legittimo che insomma si debba valutare, scandagliare fino in fondo chi sono le persone a cui stiamo donando una vita, no? Stiamo permettendo di accogliere una vita. Sai che la vulgata tante volte era basta pagare o avere amici degli amici? È vero, perché tra le varie situazioni che portano a questo decremento, a parte la scienza che ha portato poi a rivolgersi ad altre forme no? Quindi la fecondazione in vitro, quelle medicalmente assistite, perché la famiglia poi ricorre all'adozione. L'adozione nasceva all'epoca dell'83 forse dal voler dare a un minore la famiglia, giusto? Quindi questa era l'ottica, cioè il minore abbandonato aveva necessità di una famiglia, e la famiglia, pur avendo altri figli, perché era difficile forse non avere figli all'epoca, io non so, poi c'è stato forse qualcosa di genetico, però non si sentivano famiglie, molte famiglie, c'erano famiglie molto numerose. All'epoca per esempio io ricordo in realtà tipo le famiglie che si passavano tra virgolette i figli, tipo c'era la sorella che
non ne aveva, e da chi aveva 7 figli magari c'era. Assolutamente sì, c'era, ma era assolutamente così. Oggi invece si realizza che la famiglia vuole il proprio, tant'è che quando tu fai le adozioni internazionali, che sono molto particolari, anche in quel caso quando poi c'è l'abbinamento, no? Perché tu poi hai un abbinamento con un minore a seconda di te, delle indagini che sono state fatte su di te, tu puoi anche rifiutare. Vedi, lascia un po' senza parole, lascia un po' roba. senza. Io conosco persone che hanno rifiutato perché casomai c'erano dei disagi. Attenzione, scelta parliamo legittima, di ragazzi difficilissimi, però, scelta in cui tu legittima. non, soprattutto se all'estero, tu non conosci certo. il percorso di vita di questi ragazzi dalla nascita fino ai 4-5 anni, 6 anni, 7 anni. Cioè parliamo di ragazzi che possono avere dei vissuti estremamente dei traumi drammatici, complicati. Ci hai dato dei numeri che raccontano un po' una situazione in calo dovuta in parte alle procedure, a tutto quello, ma anche sicuramente, come ci siamo detti in passati, al cambiamento delle famiglie che c'è. Che altro c'è da scoprire sulle adozioni in questa prima giornata di cui stiamo parlando? L'adozione, abbiamo parlato dell'adozione quella internazionale, no? Che ha dei presupposti completamente diversi, cioè nello stato estero si applica la norma dello stato estero, ci sono convenzioni e quindi in quel caso c'è già uno stato di abbandono dei minori. Nella nostra realtà invece abbiamo visto che nel nazionale, quindi in bambini che nascono nello Stato italiano, il calo è ancora maggiore. Perché? Perché la dichiarazione, l'adozione può avvenire soltanto ed esclusivamente quando viene dichiarato lo stato di abbandono del minore. Lo stato di abbandono parte da una cosa molto semplice, tipo il minore che i carabinieri si accorgono che la madre di questo minore è dedita alla frequentazione di molti uomini, iniziano delle indagini perché qualcuno gli ha detto, soprattutto nei paesi, che c'è questo problema, che la mamma fa salire gli uomini che stanno sotto casa, la bambina presente in queste situazioni, e quindi in quel caso si allertano i servizi sociali, si crea un'indagine e si passa ovviamente a fare una relazione al Tribunale per i minorenni, alla procura presso il Tribunale per i minorenni, e lì si apra un procedimento di un 333, cioè quello dell'incapacità, no, del genitore a esercitare la responsabilità genitoriale. Nel momento in cui, durante le indagini che ci sono poi all'interno del giudizio che si apre, dove viene nominato il curatore speciale e quindi la tutela del minore è piena, e in quel caso, nel momento in cui non c'è la possibilità di un recupero di questo genitore, quindi io ti metto in comunità, tu in comunità non vuoi andare e scappi, la bambina viene affidata ai nonni, i nonni non ce la fanno a mantenerla e quindi viene messa in un istituto. Immagino che anche in quei casi con i nonni, cioè, i contatti con i genitori però debbano essere regolamentati. Si mantengono fino a quando c'è la possibilità di provare il tutto per recuperare la genitorialità biologica, chiamiamola, no? Sì. Dopodiché, nel momento in cui ci si rende conto che il percorso non viene fatto, che non c'è la possibilità di un affidamento intrafamiliare, no? Quindi un affidamento al nonno, allo zio, che si fa avanti subito in molti casi e dice prendo io, vedo io, faccio io, tutelo io mia nipote. In questi casi poi c'è quella dichiarazione di abbandono che semplicemente viene anche negli ultimi tempi, a me è capitato più volte di essere nominata curatore speciale di bambini nati in ospedali in una situazione di fragilità della genitrice, che non aveva fatto nessuna visita prenatale, quindi che manifestava agitazione. Sai che ha dell'incredibile però nel 2025 questa roba, e poi mi rendo conto che in realtà sono sacche di marginalità di cui a volte siamo anche circondati ma non ce ne accorgiamo. A volte siamo anche consapevoli di quello che accade intorno a noi. Lì però tu arrivi in ospedale e ovviamente i servizi sociali dell'ospedale si rendono conto di una situazione di degrado, di mancanza di pulizia, ma anche persone che veramente non stanno bene proprio mentalmente, no? E quindi in questo caso si allerta immediatamente il Tribunale per i minorenni, la procura, e quindi il minore nella maggior parte dei casi viene inserito immediatamente in una struttura
normalmente quando c'è la possibilità per farlo per il genitore si tenta di fare tante volte a me è capitato e molte hanno avuto un esito positivo, strutture madre-figlio dove può crescere la madre, può crescere il figlio e possono essere aiutati entrambi a collaborare. Ad esempio in un caso di quello in cui dall'ospedale si è passato alla comunità, in quel caso la madre, nonostante abbia avuto l'opportunità, non stava realmente bene psicologicamente, quindi con atteggiamenti molto violenti anche a volte nei confronti del bambino, quindi in quel caso ad esempio è stato l'ultimo che ho affrontato, è stato dichiarato lo stato di abbandono. Mamma mia, che è qualcosa davvero di incredibile. Sì. Ma noi continueremo a parlare delle adozioni anche martedì prossimo, nel prossimo appuntamento con A Casa Tutto a Posto, e quindi intanto grazie Gabriella Barcariola anche oggi.